ci sei tu, e ci sei tu, e ci sei tu in questa notte a farmi compagnia. Io non vorrei dormire più, e ci sei tu, tra i miei sogni ci sei sempre tu. Io non vorrei svegliarmi più, e ci sei tu. Mercoledì 6 giugno inizia la puntata di E ci sei tu nella versione delle canzoni del cuore. Buonasera a tutti da Vincenzo Capo, a studio pieno con Reo Confesso e Diego Di Curzio. Oggi decennio 60, dal 70 all'80. Il primo brano di quest'oggi è di Gianni Morandi, Occhi di ragazza. E ci sei tu, le canzoni del cuore. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio, per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo coi silenzi dell'amore, e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte, nella notte dei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare, io dovrò vedere in voi. Occhi di ragazza, quanto male vi farete perdonare. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. L'acqua di una lacrima d'addio sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò. Gianni Morandi, Occhi di ragazza, uno dei brani più belli della sua straordinaria carriera, una carriera infinita, quella di Gianni Morandi. E di nuovo buonasera a tutti da Vincenzo Capua, e do il buonasera al di là del vetro a Riccardo Lodi, e in studio qui con me torniamo insieme a fare questa trasmissione, sì. perché per un paio di volte non ci sono stato per altri impegni. Ci hai abbandonato, però sei giustificato perché i motivi erano super validi. E buonasera a Reo Confesso. Grazie, buonasera Vincenzo, e buonasera anche al nostro maestro Diego Di Curzio. Buonasera Reo. Sempre pronto con la sua Vincenzo. chitarra. So che vi siete trovati molto bene senza di me, eh? No, non è la verità. La verità è che abbiamo cercato di far sentire il meno possibile la tua mancanza. Grazie, quindi lo ce so. l'abbiamo messa tutta, però ti abbiamo ricordato, abbiamo detto a tutti di seguirti la sera in TV. Eh sì, perché ero fuori con la Nazionale Cantanti. Colgo l'occasione per dire, è una puntata pienissima, però per dire che il risultato di solidarietà è stato ottimo quest'anno con la Nazionale Cantanti. Bene, più bene. di 1
1.300.000 euro raccolti e interamente devoluti, quindi per l'ospedale Gaslini e per la ricerca contro il cancro, quindi un risultato ottimo e grandissimo a Nazionale Cantanti, che continua da più di 35 anni a fare veramente tanto bene. E tanto tanti bene. ancora ne faranno di cose Assolutamente sì, assolutamente sì. È partita la puntata con Occhi di ragazza. Occhi di ragazza è un brano che apre proprio il decennio, perché è del 1970, di Gianni Morandi, questo ragazzo di Monghidoro. Con questa canzone, pensa Vincenzo, sta in classifica per 4 mesi. Mamma mia. E raggiunse la 5ª posizione nelle classifiche settimanali. Questo brano poi partecipò fra l'altro anche all'Eurofestival, il premio eurovisivo della canzone, e si piazzò discretamente. In quell'anno, pensa, nel contest europeo c'era anche per la Spagna Julio Iglesias. Che anno era precisamente? 1970. 70, tondo Tondo. proprio, segna l'inizio a questo decennio di rivoluzione per la musica italiana. Esatto, e la cosa curiosa che non tutti sanno è che questo brano, fra gli altri, fu firmato da Baldazzi e da Lucio Dalla. Anche Lucio Dalla ed era stato destinato inizialmente a Ron, che lo provinò per Sanremo, non lo presero, poi lo incise Gianni Morandi e diventò un successo. Ma vedi, queste cose nascoste dietro i successi a me mi fanno veramente impazzire, perché poi c'è una grande storia dentro e dietro i successi della musica italiana. Occhi di ragazza è una delle canzoni più belle di Morandi, ancora oggi tra le più acclamate nei concerti di Gianni Morandi. Anche tanta musica live, come al solito nelle canzoni del cuore, nella nostra puntata di Ci sei tu del mercoledì, perché la chitarra del maestro Diego Di Curso è già pronta, e quindi la voce di Reo Confesso anche. Prima di andare con questo live, Vincenzo, se mi permetti, volevo ricordare Ci sei tu, a tutti coloro che sono all'ascolto in questo momento di prepararsi, una volta si poteva dire alzando la cornetta, adesso semplicemente prendendo il telefonino in mano, e alle 18:15 a rientro dal primo break pubblicitario chiamate subito 06 8395 4224, perché vi regaleremo in diretta 2 gustosi premi offerti dai nostri amici e dai nostri sponsor. E la domanda ve la faccio già da adesso, sarà: qual è la canzone vincitrice, e ovviamente il titolo della canzone, del Festival di Sanremo del 1977? Quindi amici all'ascolto, preparatevi, fate una ricerca veloce, che alle 18:16, 17, 18 più o meno lì dovrete chiamarci al 06 8395 4224. Rispondendo esattamente si vincono i premi. Esatto. E adesso invece, maestro, facciamo questo primo omaggio dal vivo. Era il 1974, lui era e sarà sempre Riccardo Cocciante. Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti un vuoto nella testa e non capisci niente, e non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere ubriacarti, e non ti basta ormai più niente. In fondo pensi ci sarà un motivo e cerchi a tutti i costi una ragione, eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. Vorresti cambiare faccia e vorresti cambiare nome e vorresti cambiare aria e vorresti cambiare vita e vorresti cambiare il mondo, ma sai perfettamente che non ti servirebbe a niente, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei, perché c'è lei nelle tue ossa, perché c'è lei nella tua mente, perché c'è lei nella tua vita e non potresti più mandarla via, nemmeno se cambiassi faccia, nemmeno se cambiassi nome, nemmeno se cambiassi aria, nemmeno se cambiassi vita, nemmeno se cambiasse il mondo. Lai, 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 lai. Reo Confesso e Diego Di Curso alla chitarra, live sulle note di Riccardo Cocciante, un brano molto intenso. Molto intenso. Che anno era invece questo brano, questo caro brano, Reo? Vincenzo, era il 1974, e la curiosità di questo brano, forse l'unica che ho trovato interessante, è che praticamente, pur essendo un brano diciamo abbastanza in linea con le canzoni d'amore tristi in generale, no? Quindi amore che finisce,
poteva essere, come tanti altri, un brano che poi diventasse nel tempo melenzo, un po' dimenticato, un po' superficiale. Invece è rimasto evergreen, è rimasto ancora oggi così ascoltato, così amato, perché come poi ben sappiamo, conoscendo Riccardo Cocciante, con la sua interpretazione ci fa vivere proprio la sofferenza della persona, che in qualche modo, cioè ti dà proprio il senso, l'emozione, sembra di vedere. Forse è uno degli artisti italiani che riesce più a trasmettere questa particolarità, proprio la sofferenza dell'uomo. Noi chiaramente in un determinato facciamo momento. degli accenni, quindi l'abbiamo soltanto accennata. L'abbiamo accennata, l'abbiamo un po' rivisitata in una versione, una chiave acustica, però come sempre. L'originale veramente ha questa caratteristica, ed è per questo che è rimasta così amata, di essere una canzone che tu hai proprio la sensazione di vivere quel dolore che lui vuole rappresentare di quest'uomo che perde questo amore, e non se ne fa una ragione, perché poi non c'è mai una ragione. Non c'è una ragione. Quando un amore finisce non c'è mai una ragione, caro Reo, e l'ha raccontato molto bene in musica Riccardo Cocciante. Allora, quindi abbiamo e rilanciamo la domanda che faremo ai nostri ascoltatori dopo la pausa. Quindi, tra pochissimi minuti, 4-5 minuti, dovrete prendere il telefonino in mano e comporre al volo, quasi al volo, senza mi raccomando, se siete in macchina fermatevi, cioè facciamo tutte le cose fatte bene. Comunque 06 83 95 4224, e dovrete rispondere a questa domanda: qual è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1977, e ovviamente anche il titolo della canzone. Curiosità dell'epoca, pensa, che può aiutare magari chi c'è all'ascolto, è che fu il primo anno in cui il Festival di Sanremo fu fatto al Teatro Ariston, perché fino all'anno prima era direttamente andava in onda dal Casino di Sanremo. È vero. Poi il Casino di Sanremo in quell'anno fu ristrutturato e quindi obbligatoriamente dovettero passare al Teatro Ariston. Si sono evidentemente trovati meglio o trovati bene, perché poi dal 77 a tutt'oggi che il Festival di Sanremo, quindi è 41 anni che ora il festival è fisso al Teatro Ariston, che poi dalla televisione sembra un teatro enorme, perché si riesce anche con il gioco di telecamere, il gioco di inquadrature a dare questo effetto qui. Se invece ci si va e si sale su quel palco, poi ci si rende conto che è un bellissimo teatro, ma come grandezza, come capienza non è enorme, non è quello che sembra. Io ho avuto la stessa sensazione, Vincenzo, anni fa, andando al Teatro Vittoria. Per la prima volta. Vero, quello a Testaccio? No, quello a Prati, dove faceva anche lo spettacolo Fiorello, e tutti i grandi spettacoli Rai. Io, come tutti praticamente, l'avevo sempre visto in TV e mi sembrava enorme, proprio per quel gioco di telecamere che tu dici. Quando poi andai, non mi ricordo tramite chi, ospite ad assistere, credo, ad Europa con Fabrizio Frizzi e la conduttrice, adesso non mi viene il nome, anche lì era piccolissimo, o almeno piccolissimo per come uno se l'era immaginato vedendo in TV. Teatro Vittorio fa questo effetto, fa un bel effetto, e la TV ingrandisce come ingrassa, quindi attenzione. Ecco, io poi lì sono pure inquadrato diretto, bisogna faccio così, mi stringo, perché siamo anche in video streaming come al solito sul sito www.radioitaliani60roma.it, o l'applicazione, scaricatela se non l'avete ancora fatto, Radio Italiani 60 Roma. Allora ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa, visto che ho 30 secondi. Ti dico, caro Reo, ricordo a tutti che oggi è uscito il mio nuovo singolo, te l'avrei chiesto, che si chiama Mille buone ragioni, è uscito su YouTube in anteprima, quindi ancora non ve lo farò ascoltare qui in radio, perché poi uscirà venerdì nei digital store e ovunque. Oggi è in anteprima su YouTube, se volete, siete curiosi, andate su YouTube o sulla mia pagina Facebook e potete già guardare il video e ascoltare Mille buone ragioni. Allora 18:15 ci fermiamo, breve pausa, poi rientriamo, musica live, telefonata, premi, e ci sei tu, le canzoni del cuore. Noi. Ristorante Bruciapadelle, i migliori piatti della cucina italiana, accompagnati da un'ampia cantina di vini, ottimo rapporto qualità-prezzo e tante promozioni riservate ai nostri ascoltatori. Il ristorante Bruciapadelle è a Roma, in piazza Ippolito Nievo 13, aperto tutti i giorni. Prenota la tua cena al numero 06 58 13 860. E ci sei tu.
Tu sai citare i classici a memoria, ma non distingui il ramo da una foglia, il ramo da una foglia, pigro. Una mente fertile, dici è alla base, ma la tua scienza ha creato l'ignoranza, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare col tuo schifo di educazione, pigro. La capra per il latte, la donna per le voglie, ma non ti accorgi della noia che ha tua moglie, Tu castighi i figli in maniera esemplare, poi dici siamo liberi, nessuno deve giudicare, pigro. E poi le parolacce che ti lasci scappare, che servono a condire il tuo discorso d'autore, come bava di luma che stanno lì a dimostrare che è vero, non si può migliorare col tuo schifo di educazione, pigro. Pigro di Ivan Graziani, 1978, esatto. Nel nostro bel viaggio degli anni 70, Vincenzo Capo, Reo Confesso e Diego Di Curzio alla chitarra. Una parola al volo su questa canzone. È una canzone del 78 del cantautore appunto Ivan Graziani, ed è considerato il momento in cui diciamo Ivan raggiunge il clou della sua carriera. È l'album che viene considerato il suo album della maturità. È un album in cui lui collabora con alcuni musicisti, pianisti che avevano lavorato in quel periodo con i più grandi dell'epoca, quindi con Antonello Venditti, Finardi, Battisti, ed è una canzone che come sonorità, l'abbiamo sentito, sì, è un rock melodico, e per quanto invece riguarda il testo, come molti altri testi di Ivan Graziani, sono storie di persone un po' inette, marginati, cioè i vinti, insomma i perdenti, e quindi insomma con lui si apre anche poi tante altre diramazioni di quel genere di cantautorato. Sì, è vero, bene, c'è un bel video. Allora, abbiamo già la telefonata, un'ascoltatrice o ascoltatore, vediamo chi sarà, per rispondere alla nostra domanda e vincere nuovi premi. Allora, buonasera a chi è in ascolto, ciao. Ciao, buonasera, sono Antonella. Antonella, ciao, buonasera, benvenuta a E ci sei tu. Allora, abbiamo fatto una domanda che non è neanche facilissima. Però gli abbiamo dato tempo. Però abbiamo dato tempo di studiare e di prepararvi. Chi è che ha vinto il Festival di Sanremo nell'anno 1977? Bella da morire, Homo sapiens? Esatto, cara Antonella, esatto. Evviva Google. È stata brava e ha studiato. Evviva internet. Internet o non internet non ci interessa, noi vogliamo darli questi premi. Antonella, senti... No, internet. Va bene, allora sei brava di tuo. Dai. Sei bella, Antonella, vedi, te la sta accennando il nostro Diego Di Curzio. Senti Antonella, allora io ti devo dire come fare per usufruire dei due gustosissimi premi che i nostri amici ci offrono i nostri ascoltatori. Allora, il primo premio è un premio offerto dal ristorante Bruciapadelle, che si trova a Roma, in piazza Ippolito Nievo 13. Tu semplicemente chiamando, segnati il numero 06 58 13 860, chiami, dici che dirai il tuo nome, dirai di aver vinto i premi della puntata del 6 giugno, cioè di oggi, e prenoterai una cena per 2 persone dove tu, indipendentemente da quello che mangerete, alla cassa avrete uno sconto del 50% reale. Mangi per 2, paghi per 1. Sì, facendola facile, mangi per 2 e paghi 1. Può anche andare sola, mangia sempre per 2. No. Anche, oppure così. Anche. Però poi Antonella, tu bevi qualcosa di superalcolico raramente?
No, mai. Devi iniziare, approfitta di questa Ecco, serata lì a appunto. Trastevere, sempre in zona Trastevere, puoi andare alla rummeria, alla QS QS Rummeria. Rummeria, e lì invece non c'è bisogno di fare né telefonate né prenotazioni, ma semplicemente andando in Vicolo Moroni 53 da QS Rummeria. Basterà che tu dici appunto di aver vinto qui e ci sei tu le canzoni del cuore del 6 giugno e ti verranno dati a tua scelta su 300 tipi 2 shot di rum gratuiti. Wow. Antonella, è il tuo giorno fortunato, sei stata brava, hai chiamato, hai risposto, approfitta dei nostri regali al ristorante Bruciapadelle e alla QS Rummeria, prenota e vai quando vuoi. Grazie Antonella, Grazie continua mille, ad un saluto. ascoltarci, ciao. Ciao Antonella, Un abbraccio, ciao. buon proseguimento. E allora, come di consueto, abbiamo regalato e fatto felice uno dei nostri ascoltatori. Ora torniamo alla musica live di questa trasmissione. Caro Vincenzo, io vorrei che fossi tu a fare questa, che è che bello. un po' un simbolo di quegli anni. Sì. È canzone estiva, canzone allegra, canzone in qualche modo che ci fa anche pensare ai fiori, ai figli dei fiori, a quelle cose belle che succedevano dall'altra parte molti anni prima magari. È vero, una canzone che rappresenta tantissimo anche il testo. Per me poi io l'ho cantata all'ultimo Capodanno di Rai 1, Bello, quindi bello. proprio qualche mese fa ho cantato questa canzone in diretta Rai 1, eravamo a Maratea. Secondo me parla anche del destino, di come, Sì, tutti sì. noi siamo figli delle stelle e magari è proprio il destino che ci fa incontrare e ci fa, Certo, e ci fa stare assolutamente. insieme, proprio protetti da qualcosa di grande. che Adesso sono le più che stelle. mai avete 1000 motivi e 1000 ragioni per ascoltare il nostro Vincenzo Capua, Figli delle Stelle. Come le stelle noi, soli nella notte noi ci incontriamo. Come due stelle noi, silenziosamente insieme ci sentiamo. Non c'è tempo di fermare questa corsa senza fine che ci sta portando via. Il vento spegnerà il fuoco che si accende quando sono in te. Quando tu sei in me noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai per niente al mondo. Noi siamo figli delle stelle, senza storia e senza età, eroi di un sogno. Noi stanotte figli delle stelle, ci incontriamo per poi perderci nel tempo. Oh! Bravo Vincenzo. E la chitarra suona, è la chitarra di Diego Di Curzio, Grazie. Figli delle Bravo, Stelle, Vincenzo. Alan Sorrenti, uno dei colossi del decennio del 1970. Ora ti dico l'anno. Mi sembra 1977. l'anno esatto, era proprio il 77. Sì. Da una parte vincevano gli Homo Sapiens e d'estate, pensa, ho un ricordo bellissimo legato a questa canzone, perché la prima volta che la ascoltai fu, no, non dico una bugia, non era d'estate, era sotto Natale. se Sì, non vado perché errato. guarda, usciva proprio il 24 novembre del 77 e infatti quindi era- poi il periodo era natalizio. sotto Natale, io ero in montagna, senza fare pubblicità ai luoghi, ero in montagna e in questo luogo dove stavo per la classica settimana bianca c'era annessa vicino una piccola discoteca e io ero piccolissimo, anch'io sono stato piccolo, caro Vincenzo. Non sono nato grande. Mamma mia ragazzi, E- parliamo di un sacco di anni fa. E il DJ Non te li porti così tu questi anni, cioè, non, e il non DJ credevo. E il DJ mandava questa canzone che era appena uscita da un mese e mezzo. Belli ricordi di quando si ascolta per la prima Sì. volta una canzone, perché poi spesso rimane impressa quel momento, quando E- poi una canzone è bella come questa. Mi viene in mente anche un altro piccolo aneddoto che riguarda proprio oggi, no? Sì. Noi facciamo questo programma ormai insieme da 10 settimane. Sembra È vero, ieri, ma mamma mia, come siamo passa già il tempo. Siamo già alla 10ª settimana e in qualche modo lo facciamo, a parte per il nostro amore e la passione per la musica italiana in particolare, ma anche perché crediamo, come abbiamo detto fin dalla prima puntata, di fare qualcosa di buono, di utile, no? Per la musica italiana, soprattutto di questi 3 decenni, Sì. 60, 70, 80. E prima di entrare in radio, proprio 10 minuti prima di entrare in radio, abbiamo avuto con il maestro Di Curzio la fortuna di incontrare casualmente un mito
un vero. mito che è Tony Renis. Sì, è e io vero. lo voglio considerare, al di là della coincidenza, proprio un segno, come per dire fate bene a fare quello che fate, a dare una mano alla musica italiana, dare una mano nel senso non diciamo, come posso dire, superbo del termine, senza superbia e senza spocchia, ma dando delle notizie, ricordando gli autori, raccontando le storie al di là dell'omaggio in sé. E a toccare i tasti giusti, secondo me, proprio della musica e dell'essenza vera della musica. E hai fatto bene a sottolineare e a dire questa cosa. E quindi Poi lo interpretiamo come un buon segno. un buon segno tangibile di quello che facciamo ogni Aver mercoledì incontrato il grande con Tony. le canzoni del cuore. Su Figli delle Stelle ti dico anche che è uno dei pochi esempi di musica da disco italiana, perché fino a quegli anni questo tipo di canzoni venivano cantate in lingua inglese anche spesso dai gruppi italiani. Invece poi Alan Sorrenti portò la lingua italiana, il testo in italiano. Il singolo ebbe subito un buon successo commerciale per poi rimanere nel tempo, perché sono passati 41 anni e è ancora una delle canzoni più ballate nelle serate anche di musica vintage, più trasmesse dai DJ, come il nostro Riccardo Lodi, che ora ci manda in pausa. E dopo la perché pausa, proprio dopo la pausa abbiamo grande ospite del mondo dello sempre una spettacolo. donna, caro Reo, Ma non diciamo chi, non lo non diciamo sveliamo, chi, non però lo questa sveliamo. volta veramente tanta roba, come sempre nei nostri mercoledì. A tra poco, rimanete incollati e ci sei tu, le canzoni del cuore. Più lontana mi stai, più vicina sento. Chissà chi strumento, la capienza che fai. Tu mi misi in te vena, non velena che dolce. Non mi pesa sta croce che trascina per te. Te voglio, te penso, te chiamo, te vedo, te sento, io sono. E nanna, tu non ci pensi, dai nanna, che sto occhio non fanno. Più pace, oh, più pace trovare. 18:34 minuti e ci sei tu, le canzoni del cuore sui 100.5 di Radio Italia anni 60. Torniamo con un altro disco estratto dall'album di quell'anno, del 1977, di Alan Sorrenti. Questa è la sua passione, scelta proprio dal nostro Riccardo Lodi alla regia, e abbiamo pronta la nostra grande ospite di quest'oggi e do il buonasera, è un grande piacere, un grande onore per me, a Stefania Orlando. Buonasera Stefania. Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti. È un Grazie. piacere anche per me essere con voi questa sera. Grazie di aver risposto al nostro invito, benvenuta su Radio Italia anni 60. Ti metto nelle mani del nostro Reo Confesso per darti gli onori di casa. Ciao Stefania, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene, noi ci conosciamo, devi sapere Vincenzo che abbiamo fatto qualche tempo fa una puntata, una monografia, io, lei, Mariella Nava, Stefania. È vero. Te la ricordi, sì. Certo. Allora Stefania, brevemente per gli amici che sono all'ascolto, la tua carriera, almeno per quanto riguarda diciamo il discorso televisivo, è, se non vado errato, comincia nel 1993 come valletta del quiz Mediaset, sì o no, giusto? Esatto. Poi Dopo un bel provino con il grande Corrado, indimenticabile. scelse perché era un suo programma, poi condotto da Claudio Lippi, era un programma che prese il posto del Pranzo è servito, quindi insomma molto visto, ed è stata la mia prima esperienza. E anche subito sei partita con un bel programma con grande responsabilità, prendere il posto del Pranzo è servito, altro storico programma di Mediaset. Poi subito dopo
dal 1997 fino al 2003, e questo diciamo poi è stata la tua consacrazione televisiva, alla conduzione di Rai 2 I Fatti Vostri. Sì, dopo essere passata nel 94 anche a Scommettiamo Che, accanto al grande Fabrizio È Fitti, vero, questo che mi piace ricordiamo, sì. Esatto. Mi piace ricordarlo perché Fabrizio insomma è stato per tutti noi, ma non solo noi che facciamo questo mestiere, per proprio noi, proprio tutta la popolazione italiana, tutti quelli che lo conoscevano sia di persona ma anche attraverso il video, è stato veramente un grande fratello, un grande amico. È vero. E quindi ci tengo a dire che ho mosso con lui i primi passi, e poi dopo ho avuto l'onore nel 2004 di condurre proprio insieme a lui un'edizione dei Fatti Vostri di Piazza Grande, quindi ho avuto modo di poterlo apprezzare anche umanamente. Il ricordo di Fabrizio, poi abbiamo visto quanto di buono ha lasciato in qualsiasi persona, come hai detto tu, perché poi l'affetto che si è visto in quei giorni si è visto ancora adesso, anche qualche giorno fa la partita del Cuore di Genova su Rai 1 è stato ricordato con un affetto enorme per tutto quello che ha fatto, che ci ha lasciato, che se lo merita, e ci ha lasciato veramente un messaggio buono, e secondo me ha migliorato la vita di tutti noi, e ci spinge ogni giorno a fare qualcosa di buono, proprio anche per quanto di buono ha fatto lui in tutti questi anni. È vero, sono d'accordo. Stefania, però tu non hai... Torniamo a noi, e poi torniamo un attimo ancora due cose, e poi andiamo alla canzone del cuore. Volevo chiederti che comunque tu anche musicalmente, io di questo ne sono felicissimo, hai anche fatto un disco, fai anche serate, ci vuoi dire qualcosa? Sì, io sono un po' bipolare per quanto riguarda la musica, perché quando scrivo canzoni un po' anche di denuncia, così un po' particolari, diciamo pesanti. Invece poi quando mi esibisco con i miei Orlando Furiosi faccio cover dagli anni 60 in poi, quindi insomma un repertorio un po' più ballereccio e godereccio, no? Anche perché lo possiamo cantare anche insieme al pubblico. Direi di anche perché lo possiamo dire tranquillamente, il tuo compagno è un musicista, e quindi diciamo sei facilitata, insomma. Ormai sono 11 anni, Simone Gianlorenzi, grande chitarrista, arrangiatore, compositore, più ne ha più ne metta, insomma sono stata sicuramente aiutata. E sei nella radio giusta, quindi Radio Italia anni 60, i migliori successi italiani dagli anni 60 in poi, con il repertorio che fate. Anche qui, tu ci stai seguendo al telefono, ma noi siamo anche in video streaming, c'è il mio maestro alla chitarra, Diego Di Curzio, e vediamo se riusciamo a farti contenta, a farti un piccolo omaggio. Qual è la tua canzone del cuore, Stefania? Allora, la mia canzone del cuore è una canzone di Renato Zero che si intitola La favola non avevo dubbi. Che è credo sicuramente è del 1978. Esatto. Mi sono persa il titolo, scusa, della canzone? La favola mia. Ah, la favola mia. Poi ci racconti anche magari perché sei legata a questa canzone. Adesso se vuoi, devi, resti in diretta. Ti obblighiamo ad ascoltare il nostro omaggio con la chitarra di Diego Di Curzio e la voce di Reo Confesso sulle note della favola mia, Renato Zero. Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai, l'uomo di una strada che è la stessa che tu fai, e mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via, e mi trucco perché la vita mia non mi riconosca e vada via. La la na na na, la 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 la. Ma che bravi! Così improvvisato, chitarra e voce. Chitarra e voce live, Reo Confesso e Diego. È una standing ovation, io il mio chihuahua ci siamo stati in piedi. Grazie, ringrazio il tuo chihuahua con una bella carezza e un bacino.
No, adesso a parte gli scherzi, siete bravissimi, complimenti anche al maestro alla chitarra. Grazie. Sì, Diego sì. Di Curzio, complimenti come al solito. Mi interessava come mai la tua canzone del cuore è un ricordo particolare Sì, esatto. legato a questo brano di Renato Zero. Assolutamente. Allora, io avevo 11 anni e mi fu regalato questo album che si intitola Zerolandia. Esatto. Che io mi sono chiaramente ascoltata, non ti so dire quante volte, nel senso me lo sono veramente consumato, questo LP in vinile, chiaramente. Dopodiché sono diventata Zerofolle, poi Sorcina, perché poi di lì sono vedi. andata anche a comprarmi Zerofobia, Trapezio, tutti gli album precedenti e poi quelli successivi quando sono usciti. Nel 78, insomma, io a 11 anni costrinsi mia mamma a portarmi al Zerolandia Tour, al teatro Tenda, dove dovette mia mamma alzarsi, insomma, venire con me già dalle 3 del pomeriggio. No? Esatto, era così. Ecco, Chi ha vissuto quegli anni sa. Chi ha vissuto quegli anni sa di che parliamo. Lo sa, e io ero veramente innamoratissima di Renato e quindi quando andai a vedere lo spettacolo lui aprì proprio con La favola mia. Esatto. Quindi questa è una canzone che insomma io quando la vidi sul palco mi prese un colpo, è una canzone che mi è rimasta sempre nel cuore e poi anche il testo, insomma è un testo molto significativo che negli anni poi anche io ho interpretato in maniera diversa, no? Perché quando sei bambina ti immagini uno con la maschera, non capisci neanche a fondo il significato, poi magari da adulta riesci a coglierne. Io se ti può essere di come si può dire, di collante, no? Io ero un pochino più grande di te, non di molto, però ero un pochino più grande e addirittura per andare a quel concerto io avevo compiuto già i 14 anni, avevo una piccola Vespa, praticamente feci 3 viaggi con le mie cugine più piccole e avanti e indietro siamo andati al teatro Tutta la e ho portato tutte le mie cugine, perché io sono figlio unico, quindi sono un po' come delle sorelle più piccole, le portai e da allora loro sono diventate da quel tempo più Zerofolli di quello che fui io in quel periodo. E questo concerto di cui parla Stefania si apriva con lui che usciva con questa maschera, con il volto praticamente soltanto il cerchio del volto si vedeva, e questo abito meraviglioso, e la sensazione era lui poi cambiava abito ogni canzone. E poi se non vado errato, Stefania, credo che sia stata poi nel tempo anche per te la stessa sensazione quando si andava a questo appuntamento, perché poi negli anni diventò un appuntamento il Natale a Zerolandia, si entrava proprio in una situazione di famiglia, ci si riconosceva, ci si ritrovava. Lui era il collante di quella che veramente è stata una generazione. Non posso che essere d'accordo con te. Stefania, noi non abbiamo altre parole che ringraziarti. Sì, davvero. Grazie a voi. Quando vorrai e se vorrai ci sarà un piacere averti anche qui in studio, a tua disposizione, quando anche ti farà me. piacere, e buon proseguimento. Dove ti possiamo vedere o sentire a breve? Ma guarda, noi abbiamo appena concluso Una mattina in famiglia, di cui io faccio parte, di questa bella famiglia. La domenica mattina sono lì per una rubrica, quindi il prossimo anno sicuramente aspetteremo ormai settembre. Per quanto riguarda Rai 1, e poi vabbè, sulla mia pagina Facebook, se qualcuno volesse venire alle mie serate con gli Orlando Furiosi, basta andare sulla pagina Facebook Orlando Furiosi. Okay. Ragazzi, grazie a te Stefania, buon proseguimento. Grazie di cuore Stefania, grazie ciao. Davvero, grazie a Stefania Orlando. Noi ci fermiamo, brevissima pausa e poi rush finale, Ci sei tu, le canzoni del cuore. E ci sei tu. Vorrei sembrare per te un bambino e camminare con te per mano. Vorrei sedere dietro quel banco e tu maestra mi parlerai. Insegna pure come si deve una donna amare. Regina tu comanda pure, c'è già la musica per sognare. Sciolgo le trecce ai cavalli, corrono e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba di sopra il tramonto, io non completo il mio canto e canto te. Intono musica, canti e poemi, mentre tu balli
spazio cosmico e ancora di più. Dammi la vita, dammi l'amore, riprova ancora e non ti fermare. Sciolgo le trecce e i cavalli, corrono e le tue gambe eleganti ballano. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla, fino a che non finiranno le stelle, l'alba dissolve il tramonto, io non completo il mio canto e canto te. Dal disco al live con la chitarra di Diego Di Curzio che suona sul brano di Umberto Balsamo, Era Balla, una canzone straordinaria di quegli anni, sempre degli anni 70. Esatto, lo sai che Umberto Balsamo praticamente è la canzone che lui ama di più, non necessariamente perché è stata forse il suo più grande successo, ma perché ha avuto una lunghissima gestazione, cioè una canzone che non ha c'era non stato, è di quelle insomma, che nascono in maniera automatica, esatto, diciamo. Aveva avuto problemi con la casa discografica, quindi diciamo che questa canzone ha faticato un po' ad uscire, però poi quando lunga è uscita, gestazione e poi lunga vita a esatto, questo brano, che continua a suonare live la chitarra di Diego Di Curzio. E adesso, caro Reo, abbiamo un ospite, ma non è un ospite, è un amico del programma. Direi proprio di sì. E lui è Marco, ce l'abbiamo in linea. Marco? È pronto, sì? Sì, buonasera Reo, buonasera a te, a tutti gli ascoltatori del Radio Italia anni 60. Marco, buonasera. socio della QS Rummeria. Allora Marco. Sì, QS Rummeria. Tra l'altro mi stava venendo in mente Balsamo, mi è venuto in mente l'Angelo Azzurro, mi viene un po' da ridere perché ti ricordi quando bevevamo ai tempi nostri? Sì, c'era proprio un cocktail all'epoca che si chiamava Angelo Azzurro. È vero, se lo ricorda molto bene anche il nostro regista Riccardo Lodi. Sì. Bello, lo ricorda? Se lo ricorda. Bello pesantino, bello pesantino. Sì. Era un Curaçao. Marco, allora io vorrei, per diciamo così, per step veloci, tu ci dici la prima cosa, dove si trova la QS Rummeria? La QS Rummeria si trova in vicolo Moroni, di fronte Cinema in Trastevere, adiacente praticamente Piazza Trilussa, Piazza della Malva, dietro Piazza della Malva precisamente. Praticamente nel cuore, proprio nel cuore della movida trasteverina, per quella è la movida, ormai è diventato proprio quel triangolo lì, la movida, quel triangolino. La movida trasteverina. Allora, la rummeria, ricordiamo ai nostri amici che è aperta tutti i giorni, quindi non c'è giorno di chiusura, giusto? Tutti i giorni, dalle 20, credo. Dalle 20 fino alle 2. Dalle 20 alle 2. La rummeria, lo dice il nome stesso, è specializzata nel rum, quindi in tantissime qualità, 300 tipi di rum, anche perché voi siete anche una delle più antiche rummerie, avete vinto anche, credo siete stati citati come una delle più antiche e delle più fornite. 3-4 anni fa anche il primo premio, il primo locale al mondo per... Ora io non pretendo Marco che tu qui ci dica tutti e 300 tipi di rum, perché non avremmo né tempo né la memoria, però ho avuto sempre la curiosità e credo che la possiamo condividere anche con i nostri ascoltatori. Chi meglio di te può dirci quali sono i 2 cocktail per fascia di età? Cioè, nel senso, quando qualcuno viene da te e ha da 20 a 30, 35 anni, qual è il cocktail che va per la maggiore? E over 35 qual è? Allora, 20-35 adesso si va per mode, si va poi per tendenze. Diciamo che facciamo molto il Moscow Mule adesso. È vero, c'è questa moda qui, è vero. Com'è, sì. Vincenzo? Moscow Mule, lo zenzero, siccome Vincenzo è nella fascia 20-35. Sì, sono in quella fascia, ma in realtà la condivido poco, però comunque, è vero. Come si chiama? Dillo lentamente. Moscow Mule. Moscow? È il Moscow Mule. Moscow Mule. Vedi, Reo non lo conosce. No, lo conosco perché io sono praticamente io sono e invece vodka, spruzzatina di lime, zenzero, ginger. Senti, invece i vecchietti come me over 35 cosa prendo? Over 35 acqua minerale. Guarda, va per la maggiore il classico gin tonic, il Negroni, un bel Negroni fatto bene, un Boulevardier. Non a caso quando io vengo da voi prendo il gin lemon, vedi? Il gin tonic, sono dentro la mia fascia d'età. Dentro la tua fascetta con 2 goccette d'angostura. Hai capito? Lì che te lo gusti, sì. Io prima di ringraziarvi e ricordare ancora una volta è caduto, lo riprendiamo. Vediamo se intanto lo riprendiamo. Mentre lo riprendiamo, Lodi, sì. Vincenzo, io volevo, e lo posso fare anche senza lui in diretta, perché
l'altra volta abbiamo avuto l'altro socio Gianluca, e vorrei ridire e riaffermare con chi è all'ascolto che QS Rummeria ha un'atmosfera bellissima, sarà perché è in quel punto specifico di Trastevere, vicino a Piazza di Lussa. Ogni volta che vado, innanzitutto ci sono persone di tutte le età, quindi dai ragazzi di 20 anni fino a... Lo abbiamo recuperato nel frattempo, mentre parlavamo dell'atmosfera fantastica della QS Rummeria. Stavamo parlando mentre tu eri caduto un attimo, ma ti sei subito rialzato. Sì, ti ascoltavo. Della bella atmosfera che c'è lì. Ogni volta che si va alla QS Rummeria, e ne sono testimone diretto, gente di tutte le età, gente tranquilla, gente che diciamo in qualche modo è favorita anche da loro, da Marco e Gianluca, a fare amicizia, a conoscersi, e quindi quando il locale diventa punto di incontro, di comunicazione, e le persone non sono viste soltanto come soldi che entrano, ma proprio come persone, e si crea un rapporto amicale con il cliente. Il cliente non è solo cliente, ma è cliente e amico, e questo ve lo devo riconoscere, Marco, e non è solo perché siete il nostro sponsor. Sì, no, ma questo è il nostro obiettivo, avere un contatto umano col cliente. La cosa bella è quando il cliente gli dice domani torno, torno, al più presto torno, mi sono sentito a casa. Questa è la cosa più bella, è la cosa principale, è il nostro obiettivo principale. Soprattutto quando tutto nasce con la passione che dà forza a tutto il vostro lavoro. Caro Marco, grazie di cuore. Ricordiamo ancora dove e come venirvi a trovare alla QS Rummeria. Noi abbiamo già regalato nella nostra puntata a un'ascoltatrice ad Antonella i vostri prodotti. Allora, ridici l'indirizzo: QS Rummeria, via QS Rummeria, vicolo Moroni 53, Roma, Trastevere. Grazie Marco, grazie Marco, ci vediamo presto. Presto. Ciao. Arrivederci. Grazie Marco, grazie alla QS Rummeria. Siamo verso la fine ancora, però abbiamo qualcosa da raccontare. Un piccolissimo un bel brano, sempre degli anni 70. Esatto. Nei nostri ultimi 2 minuti di trasmissione. 1975. Lei è l'immancabile, non ce la facciamo mancare mai, Mina. Sto con gli occhi chiusi accanto a te, sto così. Ascolti tutto quello che dico io a te, devi vivere, andare a ripescare in fondo alla mia anima. Ricordi che ho tentato invano di nascondere, ma ora finalmente posso confessare tutto quanto a te, finalmente dire a te la verità. Leggero, più leggero, prigioniero non mi sento più, sorridente, lentamente, da una scala buia vengo su, più paura, più paura, una lunga notte non mi fa, ogni tanto quasi sento che mi sfiora la felicità, chissà, grazie a te. Mina, eseguita da Diego Di Curcio alla chitarra e Reo Confesso alla voce nel finale di nostra trasmissione, perché il tempo vola, caro Reo. Tempo vola. Vincenzo, noi aspettiamo che tu ci faccia ascoltare presto la tua canzone anche qui a Radio Italia anni 60, che è uscita oggi sul canale YouTube. Sì, Mille buone ragioni, la trovate su YouTube, sulla mia pagina Facebook, da venerdì uscirà su tutti i digital store. Torni tu venerdì con Ecci sei tu on air, ma Ecci sei tu è Vincenzo Capua. Sì, dalle 18 alle 19 dobbiamo salutare un amico della nostra trasmissione. Sì, prima l'appuntamento invece con Ecci sei tu, le canzoni del cuore, è per mercoledì 13, avremo un grandissimo ospite anche in studio, Vincenzo. Sì, lo so, stiamo preparando qualcosa di molto bello. Oltre che quello al telefono. E tutte le nostre puntate sono anche riproposte su YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Grazie a Humor Music di Marco Salvatori, che praticamente fa questa post-produzione. Se avete bisogno di lavori musicali, affidatevi con estrema tranquillità alla professionalità di Marco,
chiamando il 339 34 41 684. Credo ci sia veramente tutto. Sì, il grande Marco Salvatori, grazie. Allora, grazie a Riccardo Lodi al di là del vetro, grazie a Diego Di Curzio, grazie a voi, ciao. Grazie a Reo Confesso, grazie Vincenzo, grazie da Vincenzo Capua, buonasera a tutti voi. Parte adesso e continua la programmazione sui 100.5 di Radio Italiani 60, Radio Pronostico Show, noi con le canzoni del cuore mercoledì prossimo e poi venerdì qui a E ci sei tu. Ciao. Ciao. E ci sei tu.